Va ora in onda Potere al Popolo. Eccomi qua, ci sono. Un saluto da Sammy Varin. 5 minuti dopo le 11. Succedono cose strane. A Milano è andato a fuoco un tram. Milano, principio di incendio sul tram 27 in zona Mecenate. A bordo una ventina di passeggeri. Una fiammata, c'era fumo ovunque. L'incidente è dopo le 9 di questa mattina in zona Mecenate Forlanini avrebbe ceduto un cavo dell'alta tensione. Cose strane perché è il quarto incidente in 2 settimane. Qualche tempo fa, vi ricordate, era a Roma che prendevano fuoco gli autobus, la normalità, deve accadere solo a Roma una roba del genere. Ora che succede a Milano? Anche Repubblica ce l'ha in apertura. Milano, tram prende fuoco, a bordo 15 passeggeri, avrebbe ceduto un cavo dell'alta tensione, è il quarto incidente in 2 settimane. Subito sotto la Meloni che sta parlando al Senato: non vogliamo entrare in guerra, governo né complice né isolato, e torna ad attaccare i giudici, scrive Repubblica, non rimpatriano gli stupratori di minori, che è quello che vi stiamo raccontando da giorni in rassegna stampa. Di questo e d'altro se ne parlerà certamente quest'oggi su Radio Libertà, anche se tra pochissimo parleremo invece di disabilità, argomento completamente dimenticato da giornali e telegiornali, comprese le Paralimpiadi che non sono assolutamente in corso. Avete sentito parlare di Paralimpiadi? Assolutamente no. Tra poco andremo a Matera a trovare Marzio Muscatiello, che è presidente di un'associazione molto combattiva sul fronte della disabilità. Subito però c'è il Qui Parlamento e subito dopo, signori, la nuova canzone di Povia. Solo noi la trasmettiamo. Ditemi un'altra radio che trasmette Povia. Non dormivo la notte, un pezzo sul bullismo. Roba buona, anzi ottima, ma colleghiamoci con il Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, grazie colleghi. Questa proposta di legge che porta la prima firma del collega Milani, io l'ho cofirmata più che volentieri, come gli emendamenti che sono arrivati bipartisan in Commissione, perché credo che la Costituzione che prevede questa PDL della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, che come abbiamo già detto non è una festa, è una data in cui è giusto ed è utile fare della formazione con eventi, con incontri che sono incontri che servono proprio per andare a spiegare qual è l'importanza del riciclo della carta, soprattutto nel nostro Paese. Ovviamente questi incontri e queste iniziative saranno coordinati dal MASE e da tutti i ministeri, nel caso interessati, con la collaborazione di Comieco. Ecco, io credo che se questa PDL nasce sul coordinamento nell'ambito del Festival Cortile di Francesco, voluta ovviamente dai frati di Assisi, sia stato importante inserire anche altri eventi che sono territorialmente fondamentali per il distretto della carta, come la Paper Week, il MIAC e il Pianeta Terra Festival. Gli ultimi due, tra l'altro, si svolgono a Lucca. Il MIAC è la mostra internazionale dell'industria cartaria ed ricopre insomma un ruolo di estrema rilevanza, non solo italiana, ma come si diceva internazionale, nel cuore di quel distretto che è un distretto fondamentale per il territorio. Si parla di oltre 100 cartiere aperte e di un indotto collegato alle assunzioni delle cartiere stesse, in più rispetto alle cartiere stesse, che cuba quasi 10.000 posti di lavoro. Ecco, io penso che l'Italia in realtà abbia fatto molto in questi anni e molto proprio grazie a quegli imprenditori lungimiranti che hanno proposto dei progetti e che si sono impegnati per andare nella direzione del recupero della carta, in un'ottica che è un'ottica anche di sostenibilità. Sappiamo che la carta recuperata intanto comporta risparmio energetico, comporta
risparmio idraulico, perché comunque la carta per essere lavorata ha bisogno di grandi quantità di acqua. Cosa dire ovviamente della salvaguardia delle risorse forestali, che è di tutta evidenza, un minore inquinamento, la riduzione di rifiuti nelle discariche. Ecco, quindi tutto quello che viene fatto da questo Paese, che vogliamo ricordarlo per quanto riguarda gli imballaggi, ha la percentuale più alta di riciclo d'Europa, ha già superato tutte le soglie europee che prevedevano l'85% nel 2030, noi siamo ben oltre e stiamo continuando con un lavoro che è di tutta evidenza, anche con i 48 progetti del PNRR che sono stati messi a terra, che vedranno la conclusione nel 2026 e che sono stati analizzati da Nomisma proprio nella cartiera della Lucart a Diecimo, in provincia di Lucca, proprio a Lucca da noi, dove c'è il cuore pulsante del distretto cartario, un distretto che produce l'80% di tissue, della provincia di Lucca e anche una piccola parte di Pistoia, dove produce il 40% di ondulato di carta, di carta ondulata, e quindi abbiamo ovviamente un settore che è molto fiorente e molto importante. Gli imprenditori, come si diceva, hanno tutta la necessità di essere supportati, ma sono imprenditori lungimiranti, capaci e competenti, che hanno portato l'Italia a brillare nel mondo per il riciclo e anche per tutto il settore cartario. Voglio ricordare che oltre al distretto lucchese abbiamo distretti importanti a Fabriano nelle Marche, in Veneto, in Lombardia, in Liguria, e sono distretti che camminano con le proprie gambe e che creano occupazione e indotto importante per il Paese. Ecco, gli eventi, gli incontri che verranno messi a terra per la giornata del riciclo della carta vanno a coronare il lavoro non solo fatto dagli enti locali della politica, ma proprio anche il lavoro di questi imprenditori che portano avanti innovazione, proposte, cofinanziando dei progetti che sono utili a raggiungere gli obiettivi. Se l'Italia è già eccellenza a livello europeo per quanto riguarda il riciclo di carte e soprattutto il recupero della carta da imballaggi, credo che sia fondamentale andare a spiegare le ragioni anche del recupero e della possibilità di andare a recuperare ancora la carta cofinanziando dei progetti che sono utili a raggiungere gli obiettivi. Se l'Italia è già eccellenza a livello europeo per quanto riguarda il riciclo di carte e soprattutto il recupero della carta da imballaggi, credo che sia fondamentale andare a spiegare le ragioni anche del recupero e della possibilità di andare a recuperare ancora la carta che non viene recuperata e va in discarica, e soprattutto sia fondamentale andare a parlare con i cittadini per capire quali sono le opportunità che i nostri imprenditori sono sempre pronti a cogliere con l'aiuto e il supporto della politica e anche con la pubblicità che possono farsi tramite incontri ed eventi in cui possono spiegare effettivamente il ruolo importante che hanno nella nostra società. Per questo motivo noi voteremo a favore di questa proposta di legge e fieramente l'abbiamo sottoscritta e condivisa. Grazie. Qui Parlamento. Sul bullismo tutti abbiamo una storia, non si dimentica, ma si può superare. 3 compagni di classe mi insultavano sempre, mi dicevano zitto, sono botte, 3 contro 1. Grazie. Le ragazze mi chiamavano quello con lo sguardo perso, ma ero uno scheletro, non mangiavo, attacchi di panico e svenivo. Mi dicevano lo sfigato della compagnia che ti toglie l'allegria, e fatti un tiro che ti fa volare, e per volare ci son caduto anch'io. Disadattato ti senti e non ti adatti e non ti accetti. Applauso. Non dormivo la notte, piangevo e dicevo, tu sei meglio di loro sono fango, tu sei oro. Se non dormi la notte, la notte anche tu stai cercando un tesoro, lava via quel fango, tu sei oro. Una notte ho fatto un incidente, ho perso il mio amico, con la morte nel cuore. Ho capito che le droghe sono armi del potere, propaganda e cinismo, anche queste sono forme di bullismo.
Il bullismo è ovunque nella società, quanti bugiardi che dicono la verità. Ho cambiato città, ho trovato un lavoro, un po' di storie e poi l'amore. Ma intanto soffrivo, sognavo Sanremo, non emozioni mi dicevano. Ho 2 bimbe bellissime e ho vinto Sanremo. Le emozioni non le puoi creare con l'intelligenza artificiale. Applauso. Ma non dormivo la notte, non dormivo la notte, piangevo e dicevo, tu sei meglio di loro sono fango, tu sei oro. Se non dormi la notte, se non dormi la notte anche tu stai cercando un tesoro. Lava via quel fango, tu sei oro. Ho rivisto quei bulli, sono rovinati, perché i bulli sono deboli mascherati. Diventiamo cattivi perché siamo feriti o siamo stati maltrattati. Ma chi è forte coi deboli è un perdente sociale. Chi ti critica sempre lo devi evitare. Chi smonta i tuoi sogni non sa più sognare. Non è la ricchezza che ti rende migliore, ma finché siamo pieni di modelli fasulli, amici fasulli e amori fasulli, e pensiamo tutto sia normale, allora nel profondo siamo tutti un po' bulli. Applauso. Ma non dormo la notte, la notte, ma quale meglio di loro? Che anch'io a volte sono fango e a volte oro. Se non dormi la notte anche tu stai cercando un tesoro. Lava via quel fango, tu sei oro. Vero, per fermare il bullismo dei piccoli bisogna fermare il bullismo dei grandi. Che a volte siamo fango e a volte oro, che a volte siamo fango e a volte oro. Che a volte siamo fango e a volte oro, che a volte siamo e a volte applauso. Quello dei bambini fanno oh, quello del becco e quello di tante canzoni che poi non sono mai più state trasmesse. Penso che siamo l'unica radio nazionale che trasmette Povia. Non dormivo la notte, appena uscita, un pezzo sul bullismo, perché la verità è che tutti siamo vittime e bulli. E si parla di bullismo anche quando si parla di disabilità, perché in qualche modo chi ha una qualunque disabilità viene messo in disparte, viene visto come un rompiballe, viene visto come uno che non bisogna mostrare sul palco. Avete visto anche a Sanremo, è arrivato il disabile, però l'hanno tenuto lontano, mica di farlo salire proprio sul palco. No, non chiamiamone altri, ci mancherebbe altro. Noi invece li chiamiamo, li vogliamo capire cosa succede, dove stiamo sbagliando, e in questo caso a Matera c'è un governo a Matera che sta sbagliando e dei 5 Stelle, avete già capito tutto. Ci colleghiamo con un presidente di un'associazione, Marziolino ODV, che ormai è un simbolo della lotta contro le barriere architettoniche a Matera e non soltanto. Con noi Marzio Muscatiello. Ciao Marzio! Ciao, direttore Varin, buongiorno. A me piace quando mi chiami direttore, allora, mi piace. Senti, come si vive a Matera? Poi adesso se vuoi ti trasmetto anche il video che mi hai fatto avere, in cui tu cerchi di spostarti in quel di Matera, ed è difficilissimo in alcune zone spostarti. Ci vuoi raccontare tu o vuoi che trasmettiamo il video? no, trasmetti il video e poi ti racconto io. Dai, molto volentieri. Lo sapete, ci potete guardare in radiovisione su tutti i social, ma questo è un video che si può semplicemente anche ascoltare grazie all'Epole TV, e vi trasmettiamo questo video di come è complicata la vita dei disabili in quel di Matera, e il governo dei 5 Stelle la complica ulteriormente. Ascoltiamolo dal mio computer.
Bene signori, amici di Lepoli TV, buongiorno, finalmente si sta concludendo questo polmone verde, qui siamo alla stazione di Matera, vedi che bello, sta tutto quasi pronto, io sono euforico, finalmente si respirerà un po' di verde, guarda, va, fai vedere un attimino, fai vedere tutto bello, preciso, pulito. Oh, allora io sono felicissimo di questa cosa, finalmente noi di Lepoli TV siamo contenti, qua sarà bellissimo, tutto verde. Andiamo a chiedere un po' alle persone cosa ne pensano, vedete, per esempio, vediamo questo bel signore qui, tutto a posto? Come la va? Male. Come male? Vedi che bello il polmone verde, la stazione verde, le palle pure. Perché? Che è successo? Ma non lo so io, non lo so. Non riesce a salire? Non riesco a salire, non riesco a girare, è una cosa pericolosa, è una cosa gravissima a tutto il popolo materano. Cioè, infatti sto vedendo che aveva difficoltà. Sì, ma è una cosa pericolosa, cioè qua il popolo materano praticamente non può andare più sui marciapiedi, cioè stiamo vedendo nuove costruzioni che invece di togliere le barriere architettoniche le mettono, quindi praticamente diciamo Matera sarà senza marciapiedi e i pedoni saranno allo sbando delle macchine a chi prima l'ammazza. Allora diciamo che però l'intenzione c'era. L'intenzione c'era di prendere per culo i disabili. Allora facciamo un appello. Allora l'intenzione c'era. Allora facciamo un appello al sindaco. Esatto. Cioè, i piani Pepa è una normativa di legge che tutti i sindaci fino ad ora hanno violato. Io mi auguro che con la collaborazione di Marziolino, esperto in piani Pepa, finalmente risolviamo questi problemi annosi, perché diciamo una volta attuati i piani Pepa questi problemi non succederanno più e quindi Matera finalmente avrà un turismo mirato che porterà tanta gente del terzo settore, da terza età, che resterà a Matera 4-5 giorni e farà economia e farà star bene tutti i materani, anziché di questo turismo mordi e fuggi che è una grande presa per il culo. Allora quindi una mano, un aiuto, soprattutto l'intenzione c'era, non l'abbiamo fatto perché tra virgolette solo per avvisare. Attenzione, dalle prossime volte. No. Perché logicamente la ditta che ha costruito questa mettiamo tutta la documentazione abbiamo tutta la documentazione qui che questa viene a norma di legge viene punito con una multa da 1.000 a 10.000 euro. Allora evitiamo ma stiamo lì a guardare le multe, ma i 5 Stelle sono superiori alle multe. Fatto sta che in quel di Matera, città dei sassi, città della cultura, eccetera, muoversi in carrozzina, ma anche semplicemente per una persona anziana che ha dei problemi di deambulazione, è decisamente pericoloso e in carrozzina è quasi impossibile superare determinate barriere architettoniche. Ma non soltanto. Marzio Muscatiello, come vuoi proseguire questa chiacchierata arrabbiata? Non lo so, vogliamo continuare col giardino. Hanno costruito un giardino a Rione Piccianello, hanno speso 550.000 euro per fare una schifezza. Cioè, addirittura non c'è una rampa per accedere a questo giardino. C'è un giardino che viene a costare 550.000 euro senza una pianta, non lo so io, è una cosa assurda. Siamo nell'assurdo qua. Senti, che cosa rispondono al governo della tua città, in comune, eccetera? Perché Marziolino non è uno che sta zitto, Marziolino e la sua associazione Marziolino ODV sono molto attivi su questo fronte. Diciamo che sei molto conosciuto in quel di Matera, vero? Allora, sono molto conosciuto, addirittura questi qua ignorano i reclami, c'è tutto, non so, io non sono normali questi qua, cioè vanno diritti nella illegalità, cioè si sentono padroni del mondo solo perché rivestono una carica politica.
Allora io, per trovare spazio in modo tale per poter cercare di vincere questa diciamo battaglia gravissima contro questa gente qua che fa abuso politico, di potere politico, io mi rivolgo alla finanza. Io alla finanza ho parlato chiaro, diciamo, ho detto: guardate che voi, per quanto riguarda i piani nazionali RRR, per abbellire le città, l'organo di controllo, uno dei tanti, siete voi. No, ho detto no, non c'entriamo niente con i piani PNR, per i piani, diciamo, per quanto riguarda diciamo queste cose qua. Ho detto: guardi che voi dovete controllare, perché siete voi i responsabili. Ho trovato la normativa e gliel'ho mandata. Cioè, ora ho diciamo, l'appuntamento con la Procura della Repubblica, perché gli ho detto che così non va bene, perché logicamente, diciamo, io faccio la denuncia alla finanza, la finanza prende la denuncia e la porta alla procura, e praticamente è uguale alle donne. La donna viene diciamo minacciata dal marito che prende le botte, va dalla finanza, fa la denuncia, il finanziere la prende e la porta alla procura e la donna viene ammazzata, uguale ai disabili. Cioè, non è possibile così. Non è proprio possibile. Allora io faccio appello, perché qua purtroppo c'è un abuso politico e poi c'è uno schifo totale che si può vedere anche nel filmato. Faccio appello affinché la Locatelli, la ministra della disabilità, viene a Matera, si rende conto della situazione, porta la RAI in modo tale che facciamo vedere a tutta l'Italia lo schifo che sta qua e l'abusivismo politico, in modo tale che finalmente cerchiamo di far capire che bisogna fare una politica fattiva e non una politica per arricchirsi a spese del cittadino. Cioè, siamo nell'assurdo. Noi siamo certi che in questo momento ci sta ascoltando, se non direttamente Alessandra Locatelli, qualcuno che può fare da tramite, per cui l'appello è quello di condividere questa trasmissione, questi video che abbiamo appena trasmesso sui social alla ministra, perché si faccia qualche cosa, perché spendere, sperperare soldi per fare nuovi lavori, come avete visto intorno alla stazione di Matera, e non adeguarli anche a chi ha anche una seppur minima disabilità, perché ripeto, tu sei in carrozzina, ma c'è gente semplicemente che non riesce. Il problema alla stazione di Matera, sai qual è? Che tutti i negozi che stanno là hanno chiuso, perché i lavori sono già 2 o 3 anni e non si sa quando finiranno. Cioè, hanno aperto tutto un cantiere, lavorano 2 o 3 persone e tutti i negozi hanno chiuso. Stanno chiudendo tutti i negozi, l'attività. È una situazione gravissima, ve lo giuro su Dio. È una situazione gravissima e urge la presenza della Locatelli qua, perché è una cosa gravissima. Questi qua vanno proprio, cioè, non riesco a spiegarlo, ha un abuso proprio, se ne fregano altamente dai cittadini materani, è una cosa assurda. Si chiama effetto 5 Stelle, lo abbiamo provato un po' tutti quanti sulla nostra pelle anche a livello nazionale, lo stiamo provando ancora. Senti, Marziolino, chiaramente non finisce così e io prima di tutto invito chi di dovere a far sapere questa cosa alla ministra Locatelli, poi tutti voi chiaramente cercate Marzio Muscatiello sui social, soprattutto appunto se avete parenti o amici su Matera, cerchiamo di fare squadra. Ricordiamo che Marzio è attivo anche come animatore e stiamo trasmettendo il volantino per il 14 giugno, questa festa di quartiere Spine Bianche, dove radunerai artisti di strada, canti popolari, si potrà mangiare, bere e ballare e questa è una cosa bellissima comunque, anche grazie a te che si porta avanti, perché Matera non deve morire, soprattutto non si deve fermare e soprattutto i disabili non possono fermarsi perché i 5 Stelle non hanno voglia di compiere determinati lavori, o no Marzio? Ma questi violano la legge proprio in un modo vergognoso. Cioè, ripeto,
non lo so, hanno la faccia come il culo, cioè è una cosa, diciamo, proprio nel loro DNA, cioè quello di fare moneta pesante e fregarsene della gente, cioè è una cosa veramente da uscire pazzi, cioè, io non so come spiegarvelo, cioè come hanno fatto Di Maio con reddito di cittadinanza, no? Che hanno preso per il culo tutta l'Italia, si sono comprati i voti proprio in un modo così plateale, scenografico addirittura. Vi ricordate la scheda che fecero vedere Di Maio e cose? Qua è peggio, fanno del tutto una cosa, e vi dico che è una cosa assurda. Grazie. È una cosa assurda, cioè 2 gradini, no? Hanno fatto una rampa che fa scendere tutti e 2 i gradini. Invece di fare scendere un gradino prima un gradino e poi l'altro gradino, questo sa che hanno fatto? Hanno tolto la rampa, hanno chiuso tutti e 2 i gradini e hanno speso altri soldi perché più soldi spendono, più loro incassano, perché logicamente poi le ditte non sono mai di Matera, i progettisti non sono mai di Matera, fanno tutto a modo loro con gente tutta predisposta a fare intrallazzi e via dicendo. Cioè, hanno tolto i 2 gradini, hanno chiuso i 2 e ne hanno aperto un'altra rampa ancora peggio. Ma voi avete visto la rampa che hanno fatto sulla strada? È da pazzi, cioè, grazie. È proprio assurdo. Marziolino, noi ti ringraziamo. Chiaramente le critiche rimangono nell'ambito della politica e se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, che la pensa in modo diverso, può benissimo entrare quando e come volete nella trasmissione su Radio Libertà di Sammy Varin. Grazie a Marzio Muscatiello, presidente dell'associazione Marziolino ODV, simbolo della lotta contro le barriere architettoniche. Buon lavoro Marzio e grazie per quello che fai. Grazie a te, direttore Varin, e a tutta la redazione, e cerchiamo diciamo, perché guarda, non voglio insistere, ma la presenza della ministra è una cosa necessaria, perché non se ne può più. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittate efficace disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Chiamami stasera, solo se sei vero. Dimmi dove vai, se ce la fai.
niente da dire, solo che mi hai fatto soffrire. E non eri te che volevi me, ora che hai cambiato strada. Ma non c'è di te più niente di me, solo le chiavi di casa. E mi brucia un po' che l'idea di te l'ho portata via in silenzio. Però guarda un po', tu sei al limite, mi hai mandata via diverso. È uguale pensare che dentro sia tutto in movimento. Mi chiami, non sento che tutto scorre, ma non fa niente. Ora che ciò che ti serve, dicevi sempre tutto quello che alla fine poi mi annoia. Sai che noia. Dimmi dove vai, se ce la fai. Io non so più chi sei, ti abituerai a stare senza noi. Ma come fai? Io non ho più niente da dire, solo che mi hai fatto soffrire. E non eri te che volevi me, ora che hai cambiato strada. Ma non c'è di te più niente di me, solo le chiavi di casa. E mi brucia un po' che l'idea di te l'ho portata via in silenzio. Però guarda un po', tu sei al limite, mi hai mandata via diverso. È uguale pensare che dentro sia tutto in movimento. Mi chiami, non sento che tutto scorre, ma non fa niente. Ora che ciò che ti serve, dicevi sempre tutto quello che alla fine poi mi annoia. Sai che noia. Dammi l'aria. E non eri te che volevi me, ora che hai cambiato strada. Ma non c'è di te più niente di me, solo le chiavi di casa. E mi brucia un po' che l'idea di te l'ho portata via in silenzio. Però guarda un po', tu sei al limite, mi hai mandata via diverso. È uguale pensare che dentro sia tutto in movimento. Mi chiami, non sento che tutto scorre, ma non fa niente. Ora che ciò che ti serve, dicevi sempre tutto quello che alla fine poi mi annoia. È una delle voci più interessanti del momento, scoperta dal noto DJ Joe T. Vannelli. È Calypso, Rebecca si chiama così, prodotta da Vannelli, e c'è questo pezzo Sai che noia, ma c'è anche il remix by Daniele Rizzo. C'è un gruppo che si chiama Banda Cadabra, dove milita anche lei, appena uscito il pezzo The Bomb. Calypso lo trovate facilmente su YouTube, sugli store digitali. Doveva essere qui quest'oggi con noi e purtroppo gli è venuta un po' di febbre alla Calypso, e pazienza, è il prossimo giro assolutamente. Però questo pezzo Sai che noia è davvero potente, e se cercate questo artista su YouTube o anche su Instagram, Calypso, scoprite che ha una voce che merita davvero attenzione, così come il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. CQ, se avete scritto WhatsApp questa mattina al 340-6709-659, tra poco vado a leggerveli. Intanto però fa discutere naturalmente quello che avviene mentre noi chiacchieriamo amabilmente. Il bus incendiato in Svizzera, un passeggero si è dato fuoco, sono 6 morti e 5 feriti. C'è pure un video che circola e l'indagine perde credito, la pista terroristica. Pare che sia stato un immigrato che si è dato fuoco. Grave anche quello che è avvenuto a Messina, un altro femminicidio ieri sera, una donna uccisa con decine di coltellate, fermato l'ex compagno, era ai domiciliari. La vittima Daniela Zinnanti, 50 anni, il corpo scoperto dalla figlia che ha avuto un malore. In apertura però su tutti i siti ancora la guerra, violenta esplosione a Dubai, pioggia di droni su obiettivi statunitensi nel Golfo e l'Iran che, virgolettato, mina lo stretto di Hormuz. Un altro virgolettato, Mujaba sarebbe ferito, per quello che non è apparso ancora in pubblico il nuovo leader dell'Iran. E naturalmente poi
La Meloni che sta parlando in Senato, l'Italia non vuole entrare nella guerra in Iran, siamo pronti ad aumentare le tasse a chi specula sui carburanti. In apertura però su tutti i siti anche quello che è successo a Milano, un principio di incendio sul tram 27 in zona Mecenate, a bordo una ventina di passeggeri, una fiammata, c'era fumo ovunque. Il problema è che non è la prima volta e ci si chiede davvero che cosa sta succedendo. Giro di messaggi WhatsApp al 340-6709-659. Grazie a tutti coloro che ci stanno richiedendo la canzoncina per il sì al referendum, che non è naturalmente quella di Salda Vinci, e scopriremo nelle prossime ore se verrà ufficializzata la sua canzone per dire sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Noi naturalmente speriamo di no, perché ci farebbe perdere, però sto scherzando naturalmente. Vediamo un po' cosa dicono i nostri ascoltatori riguardo a ciò che abbiamo trasmesso questa mattina. Ottima proposta, svegliarci con il va pensiero, ma io lo amo questo ascoltatore, è la mia proposta, lo sapete chi ci ascolta da tempo, il va pensiero era la vecchissima sigla, addirittura ai tempi di Radio Padania Libera veniva trasmesso ogni ora, perché era anche l'inno della Lega ai tempi, poi ogni 2 ore, poi sempre meno, alla fine lo trasmettavamo solo ogni mattina in apertura delle trasmissioni in diretta alle 7:25, poi pian piano la Lega si è rinnovata, anche la radio ha cambiato nome da Radio Padania Libera, è diventata Radio RPL e poi Radio Libertà, e anche le sigle di inizio trasmissioni sono cambiate, e fino ad arrivare ai Gattini di Rossini. E anche qui voi direte: ma che cavolo è Gattini di Rossini? Cercate su YouTube, scrivete Gattini Rossini e vi accorgerete che chiaramente è un pezzo che serve per fare polemica, miau, 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 siamo qui a miagolare intorno ai quotidiani che a loro volta leccano il piatto dei potenti, e noi cerchiamo di non farlo, cerchiamo di dire le cose che altre radio non dicono. Per questo che è stato inserito ancora un po' di anni fa da Giulio Cainarca questo pezzo particolarmente sconosciuto di Rossini. Chiaramente la vita prosegue e a questo punto non sarebbe male reinserire il va pensiero in chiave però piano solo, una versione di Davide Piero Runcini del va pensiero che trovate facilmente su YouTube, secondo me squisita, e che aggiorna in senso positivo, ringiovanisce forse il va pensiero originale, però è un mio parere personale, ci mancherebbe, non faccio nessuna proposta se non ogni tanto inserirvelo e farvelo ascoltare. La canzoncina vota sì mette di buon umore, sarà il tormentone dell'estate, scherza Battista. Sì, poi magari ve la faccio ascoltare ancora. A me basterebbe che servisse per far vincere il sì al referendum del 22-23 marzo, ma soprattutto basterebbe solo a farvi alzare il culo per dire vado anch'io a votare, perché di questa giustizia inizio a avere un po' di paura, forse quello, la paura che viene ogni tanto quando si rischia di andare sotto la lente di ingrandimento di questi giudici, di questi PM, e a volte si fa confusione su chi stia conducendo le indagini e su cui poi ti viene a giudicare magari la stessa persona. Anch'io ho pensato che questi tentativi di rapimenti hanno un fine spaventoso, sono un atto vile da punire severamente, carcere duro e migrazione. Guarda, la cosa che mi fa più paura, ti ho detto, che quello che è accaduto a Latina è stato completamente saltato dai quotidiani in questi giorni. E sono dovuto andare sul Messaggero nell'edizione di Latina per avere qualche cosa in più. Strano che nessuno ne parla. Basta sanzioni alla Russia, dice benissimo Salvini, riprendiamoci il gas russo, pensiamo anche al nostro paese, oltre che pagare per tutte le guerre. E lo sapete, ascoltatori, Salvini è uno che non riesce a non dire ciò che pensa. Dire una frase del genere chiaramente è pericolosissimo. Oggi sui quotidiani è passata abbastanza sotto traccia, ma qualcuno l'ha riferita e ancora non è scoppiata, e speriamo che non scoppi nuovamente la polemica. Chiaramente, insomma, è
qualcun altro scherza, Feltri ad esempio, sulla stampa dicendo che vabbè, siamo al 20° pacchetto, rompiamo le balle alla Russia, ma continuiamo invece ad avere in qualche modo il gas russo e poi impediamo di partecipare agli eventi a chiunque abbia la targa, è targata Russia, e sono polemiche che trovano il tempo che trovano assolutamente davanti a noi che siamo lì a pagare il pieno più di 2 euro al litro. A proposito, sempre ben accetti i vostri messaggi e vi ringrazio, ce li state facendo avere al 340 6709 659 per segnalarci le pompe di benzina che hanno il gasolio a meno di 2 euro. Forse anche per questo che il governo ancora non ha agito, perché il petrolio nelle ultime ore è stato in ribasso, si è ribassato e siamo ritornati a numeri sempre alti ma più decenti rispetto ai 100 dell'altro giorno. E adesso ci aspettiamo che anche le pompe di benzina riabbassino di nuovo il prezzo della benzina, del gasolio. Voi cosa ne pensate? Sarà una cosa che mai accadrà? Caro Salvini, bisogna vedere se Putin te lo ridà. Il gas, ma veramente l'altro giorno ha detto di sì, sarebbe pronto. Chiaro che sembrava anche un po' che ci pigliasse per il culo, è vero. La vicenda dei bambini del bosco è la palese dimostrazione che è colpa della classe politica, fatta di gente di dubbia moralità. Ma scusami, sono d'accordo, ma più che la classe politica qui c'è qualcun altro che forse sì, è la classe politica che manovra qualcun altro, secondo cui lo Stato è padrone di tutto, anche dei nostri bambini e del nostro modo di vivere, ma solo su determinate fasce e categorie questo è valido, e su particolari come quella degli immigrati, rom, sinti, camminanti, loro possono fare quello che vogliono. Orribile arrangiamento del Va Pensiero, non si può storpiare orribilmente un tale brano, mi scrive invece Antonio da Asiago, eppure bella d'estate storpiata. Oh ragazzi, Antonio, non te ne va bene una, ma apprezzo le critiche assolutamente. Il bello è che siamo qui a trasmettere cose che gli altri non trasmettono. Poi, se a qualcuno non piace, certamente, mica possiamo piacere a tutti. C'è una chiamata 0292947222, non ve l'ho ricordato, ma quando io parlo, e se non c'ho 150 pagine di giornale da leggervi, io apprezzo se mi telefonate. 0292947222. Pronto? Ecco, ho apprezzato troppo, non c'è più, è caduta. C'è. È caduta e allora rifacciamo il numero 0292947222. Scusa Sammy, forse non ho capito bene, i 2 sindaci gay che si sposano hanno detto che credono nella famiglia tradizionale, ma è un controsenso. Ma no Luigi, assolutamente no, anche perché i giornali hanno scritto che si sposano. In verità è una cosa civile, è un matrimonio civile, solo che hanno fatto notizia perché si sposano 2 che non sono comunisti, e questo uno pensava, sì, i gay sono soltanto di sinistra, ma è chiaro che panzanata, e mai questo, semplicemente non partecipano a carnevalate come il Gay Pride. C'è anche un messaggio audio, cosa mai potrebbe dire questo? Magari un insulto per me, magari per te Francesco? Sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, non affannarti, vincere il no perché è giusto così. La Costituzione è sacra, non si tocca. Ok, ti ho mandato un po' velocemente, aspetta, ti rifaccio sentire a velocità normale, perché perché ho toccato la velocità? Perché diceva che vota no. Rifacciamo, risenti? Ciao Sammy, non affannarti, vincere il no perché è giusto così. La Costituzione è sacra, non si tocca. Aspetta che forse non avete capito bene, no? È vero Francesco, non era chiaro. Facciamolo sentire ancora perché forse non è chiaro. Ciao Sammy, non affannarti, vincere il no perché è giusto così. La Costituzione è sacra,
non si tocca. Non si tocca. Beh, insomma, diciamo che i primi a toccarla non siamo stati noi, l'hanno toccata già tempo fa proprio quelli del tuo partito, il PD, inserendo il federalismo, ragazzi miei, i famosi decreti attuativi che mai sono arrivati, ovvero no, sono arrivati solo quelli per Roma Capitale. Basta gattini, non mi meraviglierei se scoprissimo che i figli bianchi, sani e svegli come quelli del Bosco, li portano via i genitori semplici e di modeste risorse economiche per offrirli ai colleghi giudici e amici vari. Urca, questa è pesante. Metodo bibbiano, vergogna, votiamo sì per fermarli. Chiaramente, signori, qui sono chiacchiere in libertà, ma molto spesso si racconta la verità. Mario ci segnala questa notizia di Perugia che in effetti non è apparsa sui quotidiani importanti, se non con minimi trafiletti che ci vuole la lente di ingrandimento. Va a rubare le more ma muore cadendo nel pozzo, proprietario condannato a 6 mesi. Anche qui, ragazzi, cioè è un posto chiuso, ma c'era un buco nella rete. Questo è entrato, chiaramente immigrato, chiaramente nel mio razzismo infinito non potevo pensare diversamente, ma non è vero, ma anche io ho provato a rubare le more, ci mancherebbe. Però se un posto è tutto chiuso eccetera, è caduto dentro in un pozzo e adesso il proprietario è condannato a 6 mesi, ma soprattutto a pagare tipo 100.000 euro ai parenti. È come la storia, sai, del ladro che muore mentre sta lavorando, stava rubando in santa pace e insomma, però se tu gli procuri la morte o lo rendi invalido, chiaramente devi pagarlo, devi ripagarlo anche se era a casa tua e ti stava rubando cose. Ma le accise, solo chiacchiere, vero Matteo? Già buono se prende il 2% al prossimo giro. Ragazzo mio, questo qua è uno che vota Patto per il Nord, ragazzi. Ah, questa è gente attiva, ragazzi, è gente attiva. Insieme a Vannacci, io farei un unico partito, mettetevi insieme almeno, no? Niente da fare, ognuno si fa il proprio orticello e così non si conclude più niente. Bravi, avanti così. E anche questo, Morelli chiacchiera del nulla. Ricordati che lo Stato lucra 0,67 euro per litro, è da lì che si deve partire, dallo Stato ladro. Ma caro Luca, lo Stato è ladro, lo è sempre stato così, altrimenti lo Stato chiude baracca. E chiaramente, forse tu sei uno dei vecchi come il sottoscritto, a quel punto facciamo la secessione, no? Ritiriamola fuori perché ci conviene. Avete sentito, oggi si parla sul Libero, si parla sulla Verità, che ritorna il Lombardo-Veneto, signore, un accordo importantissimo tra la Lombardia e il Veneto sul fronte economico, commerciale ed altro, cosa che mi piace molto. Se non l'avete sentita, trovate la rassegna stampa sul sito di Radio Libertà, sezione podcast, o cercando ad esempio Lega Salvini Premier su Facebook. Ma fate prima alzare il culo dal divano e andare ad acquistare o Libero oppure La Verità. C'è un messaggio audio sul cursore che dice questo. Buongiorno, appena ho ascoltato Morelli parlare, e anche se credo di parlare italiano correttamente, si capisce, qui ci sono le S, l'accento, da dove deriva. L'errore dell'Emilia Romagna è veramente madornale, perché con Veneto e Lombardia sarebbe quello che diceva lui, cioè una superpotenza in tantissimi campi. Oggi questa regione, l'Emilia Romagna, che è pienamente inserita nella pianura padana, dove il fiume Po percorre il maggior numero di chilometri, dove ci sono storie incredibili, eccetera, eccetera, si elimina per un motivo ideologico stupido. Voglio ricordare che la signorina Schlein è stata vice presidente di questa regione, residente a Bologna, laureata in giurisprudenza a Bologna, e che in buona sostanza oggi governa la linea massimalista di un partito che, per quanto sia ostile e diverso dagli elementi occidentali della giustizia, comunque era un partito serio. Oggi è una cozzaglia di raccolte di tutto quello che si può, pur di dare contro a chi cerca di fare qualcosa. Non so come si possa risvegliare questa regione, perché veramente è in grande difficoltà.
Buona giornata. Grazie caro. A proposito dell'accordo lombardo-veneto di cui vi parlavo prima, e ancora famiglia nel bosco, sembra che fosse come la storia di Bibbiano 2, bimbi travolti da assistenti sociali assassini dei sentimenti altrui. Visto tutte queste informazioni giornalistiche che non si capisce cosa ci raccontano davvero, ma perché non vengono dette le verità vere? Se ci saranno, io ho molti dubbi. Sì ragazzi, ve l'ho detto anche in apertura di giornata, oggi la rassegna stampa è veramente una porcheria, capito? Ma non la mia, e leggere i quotidiani è veramente una porcheria, con polemiche, la storia di Gratteri, roba datata una settimana fa, eccetera, ancora ricicciata dai giornalisti professionisti, of course, per fare polemica. Cioè i giornali si abbaiano l'uno contro l'altro. Capite la difficoltà di tirar fuori delle cose e mettervele sul tavolo? Tu dici, questo sta chiedendo l'aumento di stipendio. Assolutamente no. Mai chiesto un aumento di stipendio, anche perché da queste parti è un miracolo che ancora arriva, e ringrazio tutti voi che ci date una mano attraverso il conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà, o che fate un giro sul nostro sito radiolibertà.net cliccando in alto a destra dona ora. Prosegue il messaggio, prosegue, certo, lo so, perché non vengono dette le verità vere? Io ho molti dubbi, credo poco a questi interventi di assistenza sociale con cognizione di causa, sono solo burocrati che si assicurano la mensilità, fanno ribrezzo. Io dico qualcosa di più, che sono manovrati da una certa politica. Ci insegnano che la famiglia è il nucleo principale dove crescere ed educare. Qui hanno cambiato le carte in tavola, disorientato chi alla famiglia, luogo sacro, crede. Dopotutto siamo nel caos anche qui. Brava Monica, bella meditazione. E ancora, buongiorno, 30 centesimi in più al litro per il pieno di un camion. Come posso chiedere 250 euro in più al viaggio? Servono fatti, non parole al vento. Interessante meditazione, e sono d'accordissimo, non è pensabile tutto questo. Poi è chiaro che andrà a rivolgersi verso di noi e verso anche la catena alimentare. Siamo in via Prenestina, angolo via Basselli a Roma, periferia oltre il grande raccordo anulare. Quella Eni 1934, ragazzi miei, è il caso di andare a fare il pieno da quelle parti. Grazie. A Roma va bene, ragazzi, non c'è bisogno di andare fino a Domodossola, quindi niente male. E poi, ragazzi miei, quanti appuntamenti targati Lega, la riforma della giustizia, l'auditorium di Rescaldina, signori, e abbiamo il nostro Marco Grimoldi che ci ha fatto da inviato ieri sera, lo riascolterete oggi pomeriggio alle ore 16 nella sua nuova trasmissione Lega e dintorni. Sentiamo chi ha intervistato sul cursore e faccelo vedere, faccelo guardare. Sammy, sono il tuo inviato speciale, guarda chi ho trovato questa sera a Rescaldina. Silvia Scurati, naturalmente, e chiedo a Silvia perché votiamo sì? Perché è una battaglia di civiltà, una battaglia per avere una giusta giustizia, la separazione delle carriere, la creazione di due CSM esiste in tutte le civilissime realtà europee, sono le dittature, persiste un CSM unico e non la separazione delle carriere. Quindi dobbiamo fare questo passaggio per tutelare i cittadini, per tutelare anche i magistrati, i giudici, gli IM che lavorano, e sono tanti, secondo coscienza. Sammy, sono il tuo inviato speciale. Chiaro, e ringrazio naturalmente Marco e tutti voi che state partecipando a questi eventi targati Lega, ma non soltanto, per spiegare le motivazioni per il sì al referendum. Mi state richiedendo ancora in tantissimi la canzoncina per il sì, che lo ricordiamo non è quella di Salda Vinci. No, noi non crediamo nella canzone di Salda Vinci, anche se ci è entrata nelle orecchie in tutti gli altri buchi che abbiamo. Allora io vi saluto mandando in onda ancora questo pezzo che invita ad alzarsi dal divano e andare a votare il 22-23 marzo
marzo, io sono già contento se andate a votare. Poi se anche votate no vi perdono, col cazzo che vi perdono, e restate però in attesa perché dopo la canzoncina ci sarà una canzone e io tornerò in onda. Sì, c'è il terzo tempo, oggi ci sono 3 Sammy Varin, quello della rassegna stampa, quello di Potere al Popolo, ed essendo mercoledì c'è anche È tutto un magna magna, con gli appuntamenti da non scordare in giro per l'Italia, con feste, sagre, ma in via eccezionale anche con tanti appuntamenti, guarda caso proprio per dire sì al referendum. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.